È una bella notizia perché si va a modificare quella strettoia che è il ponte di Vidor. Una strettoia che attualmente con i mezzi che ci sono adesso diventa pesante affrontare. Una richiesta che va avanti da anni, quella dei sindaci e degli autotrasportatori, per rendere il ponte di Vidor un punto di transito sicuro. Troppe, infatti, le vetture che ogni giorno vi transitano. Più presto si fa, meglio è. Si fa in 6 mesi, benissimo, si fa in un anno, bene lo stesso. L'importante è che si muova qualcosa e non si stia a guardare e a piangere dopo gli incidenti. Un ponte stretto che crea disagio ai mezzi pesanti, costretti quasi a fermarsi quando si incrociano con altri autoarticolati. Per non parlare della sicurezza per i ciclisti, difficile se non impossibile mantenere la distanza di sicurezza di 1,5 metri. Situazione che si è aggravata con l'aumento del traffico derivante dalla pedemontana. Col discorso della pedemontana che non ha nessun servizio interno, ma la gente deve uscire per i servizi, per poter mangiare, per poter parcheggiare, per poter fare qualsiasi altra cosa, perché non ci sono servizi in pedemontana, devono uscire, allora il traffico si è addirittura intensificato. Allora, intensificando il traffico è ovvio che si intasa molto di più il ponte e quella strettoia diventa difficile. Da Confartigianato il presidente Fausto Bosa torna sull'importanza che un progetto del genere venga portato avanti. Soddisfazione anche da parte delle associazioni di categoria per la presentazione del progetto entro fine anno. Fondamentale per il territorio è la salvaguardia e lo sviluppo delle imprese che vi operano, commenta Bosa. Grazie ad alcuni studi specifici portati avanti sulla pedemontana e sulle conseguenze che avrebbe avuto sul nostro territorio, da anni ribadiamo che lo snodo di Vidor avrebbe subito un aumento di traffico, cosa che sta accadendo e che richiede un intervento tempestivo sulle infrastrutture per la gestione più fluida della viabilità. Punto di vista condiviso anche dal presidente degli autotrasportatori. Quando ci sono strettoie, quando ci sono punti difficili, significa aumento degli incidenti. Quindi cerchiamo di levare questa strettoia, è ovvio che dopo gli incidenti saranno meno frequenti.